Buongiorno, bentrovati al nostro consueto approfondimento del martedì in diretta dedicato ai temi della salute. Quest'oggi insieme agli specialisti di ULSS 2 Marca Trevigiana parliamo di calcoli e polipi della cistifellea, quindi prevenzione e opzioni di trattamento. In studio con me vi presento il dottor Marco Brizzolari, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia generale all'ospedale di Oderzo. Buongiorno e ben trovato, buongiorno dottore, buongiorno che è anche professore a contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova. Dunque lei è direttore ad Oderzo dell'unità operativa complessa di chirurgia generale da pochi mesi, da settembre 2024, dopo aver operato per svariati anni e lungo tempo all'ospedale Cafoncello di Treviso. Come sta andando? Come si trova con la sua equipe? Grazie della domanda. Sta andando decisamente bene. Devo dire che per me è stato un passaggio molto importante, sono passato appunto dopo aver lavorato gli ultimi 5 anni abbondanti nella seconda chirurgia diretta dal professor Zanus, che ringrazierò sempre come maestro. Sono appunto arrivato all'ospedale di Oderzo, ho trovato una realtà molto valida con degli ottimi collaboratori con cui stiamo facendo dei percorsi importanti in collaborazione anche con i medici di medicina generale del territorio, con cui stiamo instaurando rapporti di collaborazione molto prolifici e molto positivi. Ricordo, dottor Zanus, è stato spesso mio ospite in questi nostri approfondimenti, insomma lo ricordo come un professionista eccellente. Quindi addentriamoci nell'argomento di quest'oggi, ma prima di iniziare a me piace sempre fare un po' un ripasso di anatomia, perché spesso insomma il nostro corpo, il nostro organismo non sappiamo nemmeno come sia fatto e gli organi specifici e che funzioni abbiano. E quindi le chiedo che cos'è la cistifellea, che funzioni svolge dunque nel nostro organismo, e lo vediamo anche con l'aiuto di questa immagine che lei ci ha portato, dottore. Ecco, intanto dottoressa mi permetta di ringraziare per poter trattare di questo argomento che essendo di così larga diffusione penso e spero che possa raccogliere l'interesse di molti dei nostri ascoltatori. La cistifellea o colecisti sono due modi alternativi di definire lo stesso organo, è come un sacchetto, come una borraccia possiamo definirla, attaccata al fegato e serve per immagazzinare e concentrare la bile. È un organo che quindi interviene in una maniera attiva durante i processi di digestione, quindi tipicamente dopo i pasti, e come vedremo quando eventualmente parleremo di sintomatologia è proprio questa correlazione con i pasti che può scatenare determinate condizioni sintomatologiche. Ecco, in questa immagine in particolare la vediamo proprio posta qui in questa posizione sotto al fegato, no? Assolutamente sì, e questo è da un punto di vista poi dei risvolti chirurgici l'aspetto principale, perché noi quando dobbiamo andare a trattare, quindi a operare una colecisti ammalata, quindi patologica, dobbiamo andare letteralmente a deconnetterla dalla struttura più delicata che è la via biliare principale, ovvero il tubo che porta la bile che ricordiamo è prodotta dal fegato, non dalla cistifellea. La cistifellea è soltanto un serbatoio di immagazzinamento della bile e quindi quando dobbiamo andare a togliere la cistifellea andiamo a staccarla dalla via biliare principale e dal fegato stesso. La vediamo collegata al fegato ma anche al pancreas, è corretto, dottore? Assolutamente sì, c'è una continuazione del decorso della via biliare principale che resta sempre la struttura centrale di connessione tra fegato e pancreas, e la cistifellea quando svuota il suo contenuto di bile nella via biliare principale attraversa poi il pancreas, e proprio questo attraversare il pancreas può essere responsabile di una delle complicanze più temibili della calcolosi della cistifellea. La bile invece che lei ha nominato poco fa è prodotta dal fegato, spesso insomma c'è un po' di confusione su questo, si pensa che sia prodotta invece dalla cistifellea, ma non è così. Assolutamente sì, questo è uno degli argomenti che maggiormente mi trovo a spiegare durante le visite ambulatoriali ai miei pazienti, ed effettivamente la cistifellea è solo un organo di immagazzinamento, come dicevo prima una borraccia possiamo definirla, un serbatoio. La bile invece è prodotta dal fegato in una quantità di circa mezzo litro al giorno e contiene al suo interno diverse sostanze, ovviamente acqua, ovviamente elettroliti, ma anche colesterolo, e questo è un dato molto importante perché è proprio la presenza del colesterolo a favorire l'insorgenza dei calcoli, fosfolipidi, sostanze proteiche, e un altro aspetto molto importante, nella bile sono contenuti anche molti prodotti del metabolismo dei farmaci che andiamo ad assumere, farmaci e sostanze potenzialmente tossiche per l'organismo. Vanno a finire lì?
Assolutamente sì. È davvero di colore verde come l'abbiamo sempre vista rappresentata, dottore? È esattamente verde, proprio come ce la possiamo immaginare, e il colore è dovuto ad un pigmento che è la bilirubina, quindi il prodotto di degradazione dell'emoglobina, che è la sostanza principalmente deputata al trasporto dell'ossigeno all'interno dei globuli rossi, ma anche i globuli rossi hanno una loro vita. Quando vengono degradati, il prodotto che ne risulta è appunto la bilirubina. Allora, io ricordo anche ai nostri telespettatori da casa che siamo rigorosamente in diretta e quindi aspettiamo le vostre telefonate, domande, curiosità da porre al dottor Brizzolari. Il numero è lo 0422 1628 332, quindi attendiamo le vostre telefonate. Senta, dottore, è indispensabile per poter vivere la cistifellea o si può vivere anche senza questo organo, lo possiamo definire? Sì. È un organo, ma possiamo definirlo un organo accessorio, e questo ce lo testimoniano tutte le persone, e sono tante in Italia e nel mondo, che sono state sottoposte ad intervento di asportazione della cistifellea. Si parla di colecistectomia, questo è il termine tecnico che noi usiamo per definire l'intervento, ed è un intervento che nella grande maggioranza dei casi non porta conseguenze. I pazienti possono quindi tranquillamente vivere senza colecisti, anzi si presume che andranno a vivere meglio, dal momento che, se è stato fatto l'intervento, è perché avevano una condizione patologica e quindi responsabile di sintomi. Poi insomma approfondiremo anche il tema dell'intervento chirurgico e quindi quando si rende necessario, per quali pazienti è indicato, e anche le nuove tecniche mini-invasive e la tecnica laparoscopica, con quali vantaggi possa avere per i pazienti. Abbiamo subito una prima telefonata in studio, ascoltiamo che cosa ci vogliono dire. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, buongiorno, mi chiamo Simone, chiamo da Treviso. Buongiorno. Volevo porre una questione al dottore che è lì presente tra voi. Prego. Io soffro da diversi anni di ipotiroidismo Hashimoto congenito e quindi sono in cura con la sostituzione della tiroxina sodica. Però una volta, facendo gli esami di routine che si fanno come tutti gli anni per regolare per sapere come funziona il nostro corpo, ho visto che un alzamento del TSH ha comportato anche un innalzamento delle gamma GT. Volevo sapere se c'è una correlazione tra fegato e tiroide. Salve, vi ascolto per la TV. Grazie per la sua domanda. Prego, dottore, Buongiorno. possiamo rispondere? Sì, la ringrazio per la domanda. In realtà non c'è una stretta correlazione, quindi il suggerimento che le darei è di indagare in altro modo, ovvero se possono esserci delle correlazioni. La gamma GT è un esame che non è specifico soltanto della cistifellea, ma anche dell'apparato epatobiliare nel suo complesso, quindi direi che sicuramente è opportuno integrare anche con degli altri esami del sangue, mi riferisco alle transaminasi, alla fosfatasi alcalina, alla bilirubina, e certamente eseguire una ecografia addome, che è l'esame introduttivo per una diagnostica mirata a livello delle vie biliari. Questo è il suggerimento, quello magari di indagare approfondendo con altre tipologie di esami. Mi sembra di capire quindi che colecisti e cistifellea sono sinonimi, spesso li troviamo anche nel web, diciamo così, però sono la stessa cosa di fatto. Assolutamente intercambiabili. Ecco, la presenza di calcoli nella cistifellea invece viene chiamata colelitiasi. Cosa significa e quali forme possono presentarsi, come la possiamo trovare, dottore? Allora, la colelitiasi è una condizione dovuta per l'appunto alla presenza di calcoli all'interno della cistifellea. Cosa sono i calcoli? I calcoli in pratica non sono altro che sassolini. La cosa particolare è la diversa composizione che possono avere i calcoli, perché possono essere a prevalente componente di colesterolo, che rappresenta la grande maggioranza dei calcoli che sono presenti nelle persone, o possono essere dei calcoli invece cosiddetti pigmentari, più scuri, che tipicamente insorgono in pazienti giovani affetti da malattie del sangue. Penso per esempio a molti tipi di anemie emolitiche, alla sferocitosi ereditaria, piuttosto che alla talassemia, all'anemia falciforme, quindi quadri ematologici che possono portare ad un aumento del processo di degradazione dei globuli rossi e quindi un aumento della bilirubina, che, come avevo detto prima, è essere uno dei componenti principali della bile.
Come si formano questi calcoli? Io penso che questo sia un aspetto molto importante. L'esempio che uso generalmente in ambulatorio è quello di immaginare una pozzanghera. Una pozzanghera fresca dopo la pioggia è liquida, ma se non piove per alcuni giorni progressivamente tende ad asciugarsi, quindi a creare una sorta di fango. Non a caso anche nella cistifellea noi abbiamo una bile che generalmente è liquida, ma che in condizioni particolari dove si viene ad avere una forma di stasi biliare, ovvero di ristagno della cistifellea all'interno della colecisti, tende progressivamente ad addensarsi, ad asciugarsi e a formare quello che proprio si chiama fango biliare. Il processo successivo, così come tornando alla nostra pozzanghera, rimanendo al sole, si asciuga del tutto e diventa terra e sassi, allo stesso modo accade all'interno della cistifellea. Poi lei ci ha portato un esempio, lo vediamo, prima diamo spazio a una telefonata. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Eccoli, poi li commentiamo insieme perché credo siano reali questi. Sì, ecco. sì. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno, Sono prego signora. da Roma. Ecco, niente, io sono stata operata di calcoli alla cistifellea. Li ho scoperti dopo 2 anni e a me... il disturbo mio era, mi veniva di notte anche mal di stomaco e poi mi prendeva dolori alla schiena, alle spalle, dietro, sulla parte dietro. E le ho provate tutte, mangiavo qualcosa e poi per caso me li hanno scoperti facendo dei raggi, perché avevo fatto ecografie e via dicendo, però non vedevano niente. Poi facendo dei raggi li hanno scoperti e sono stata operata. Ecco. Come sta adesso signora? Ha risolto il problema? Bene, sì, adesso sta bene. Sono stata operata e ho risolto tutto, insomma. Ecco, volevo dire la mia esperienza, perché questi dolori che mi prendevano alla schiena, proprio alle spalle, la parte alta, certo. Nessuno sapeva dirmi cos'era. Ecco, certo. Insomma. Grazie signora per la sua telefonata, di averci raccontato la sua esperienza. Dei sintomi anche molto generici, poi andremo a raccontarlo bene nel dettaglio, ma insomma dei sintomi molto comuni direi tra la popolazione, dottore. Assolutamente, e l'esperienza raccontata dalla nostra ascoltatrice è tutt'altro che rara. Nel momento in cui effettivamente la colelitiasi rappresenta da un punto di vista sintomatologico una patologia spesso insidiosa, non sempre si riesce ad arrivare immediatamente alla diagnosi. Questo perché i sintomi possono essere, talvolta è vero fortunatamente, per il medico che diventa più facilmente orientato verso una diagnosi di colelitiasi, ma in alcuni casi i sintomi sono aspecifici. Il dolore può non essere nella sede tipica, che è quella del quadrante addominale superiore destro, quindi sotto le coste di destra, ma possono esserci anche dei dolori irradiati a livello della schiena, talvolta a livello della spalla, talvolta una sintomatologia che può sembrare respiratoria, quindi è per certi aspetti una manifestazione clinica che noi vediamo a volte piuttosto subdola. Certo. Guardiamo insieme questa immagine che abbiamo intravisto poco fa. Sì. Sono davvero fatti così, dottore? Assolutamente sì, noi li vediamo di 1000 forme e 1000 colori. Devo dire che a volte anche ci stupiamo del tipo di calcoli che troviamo, perché troviamo dei calcoli molto piccoli che sembrano quasi perfetti per come si sono sviluppati. Altre volte troviamo dei calcoli talmente grandi che vanno a occupare completamente, magari uno soltanto, che occupa completamente il lume della colecisti. Quindi è una situazione molto variabile e la variabilità anche delle dimensioni influenza in maniera diretta l'eventuale sviluppo sia della sintomatologia ma anche delle complicanze che possono svilupparsi in base al tipo di calcoli che sono presenti. Sembrano delle piccole pietre effettivamente. Lo sono. Ma sono state queste tolte da un paziente o da Sì. A volte, il paziente aveva tutti questi all'interno della cistifellea? A volte troviamo decine e decine di calcoli all'interno della cistifellea. E quanto è diffusa questa condizione, insomma, nella popolazione media, dottore? È una condizione in realtà diffusissima. Se noi consideriamo che gran parte delle persone sono portatrici di calcoli senza sapere di esserlo e che quindi molto spesso i calcoli vengono riscontrati occasionalmente in corso di esami, per esempio tipica è l'ecografia eseguiti per altri motivi, possiamo arrivare a quello che poi l'epidemiologia ci dice, ovvero una prevalenza nella popolazione italiana del 18% delle persone in età adulta.
Per quanto riguarda la distribuzione dei due sessi è un pochino spostata come fattori di rischio verso il sesso femminile, dove dopo i 60 anni circa il 20% delle signore hanno problemi dovuti ai calcoli, mentre nel sesso maschile raggiungiamo una prevalenza del 12% dopo i 60 anni. Come mai il sesso femminile, mi sembra di capire, sia un po' più predisposto rispetto a quello maschile? Beh, senz'altro, e questo è dovuto, quello che insomma gli studi negli anni hanno dimostrato, ha un differente assetto ormonale. In particolare gli ormoni prodotti dalle donne, sia gli estrogeni sia il progesterone, per motivi differenti facilitano la formazione di calcoli. Gli estrogeni perché facilitano la presenza e l'escrezione di colesterolo nella bile, quindi aumentano il rischio che una maggior presenza di colesterolo provochi la formazione di calcoli. Il progesterone perché ha un'azione rilassante sulla muscolatura liscia e siccome la muscolatura della cistifellea, che è fondamentale per consentire alla cistifellea di contrarsi dopo i pasti, può essere influenzata dal progesterone in maniera da diventare meno energica. Questo ci riporta al concetto della stasi biliare, quindi alla nostra pozzanghera, aumenta il tempo in cui la bile resta all'interno della cistifellea e ha più tempo per solidificarsi. Altra telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, prego signora. Sono una signora di una certa età. Prego, ci dica pure. Dunque, io ho scoperto di avere un calcolo da 2 anni e mezzo di 2 centimetri. Sì. Dopo aver avuto tanti disturbi, tanti disturbi, sono riuscita a fare un'ecografia che mi hanno diagnosticato questo calcolo di 2 centimetri. Io adesso ho una dieta priva di grassi, senza olio pochissimo e basta, roba Io come devo comportarmi? Perché se mangio qualcosa fuori o di grasso, di olio, sto male, sono stata tanto male, malessere da rimanere stesa a letto. Grazie per la sua telefonata. Sentiamo il consiglio del dottor Brizzolari. Sì. Prego, dottore. Allora signora, io penso che la cosa più importante sia individualizzare il trattamento paziente per paziente. Quindi in questo caso bisogna valutare pro e contro nel tipo di trattamento che andiamo a proporre. Un calcolo di queste dimensioni con una sintomatologia normalmente ci porta verso un trattamento chirurgico, nel senso che la presenza di sintomi all'interno della cistifellea rappresenta il criterio maggiore per orientare il trattamento verso un intervento di asportazione della cistifellea. È chiaro che però noi dobbiamo sempre ricordarci che davanti non abbiamo calcoli e non abbiamo cistifellea, ma abbiamo persone con una cistifellea al cui interno ci può essere uno o più calcoli. Questo significa che noi dobbiamo pensare nel rapporto rischi-benefici paziente per paziente se quella persona si beneficerà probabilmente di un intervento o se per magari problematiche di salute associate, per farmaci che prende, può diventare un rischio eccessivo l'intervento chirurgico e quindi in questo caso convenga piuttosto, tra virgolette, resistere, come sta giustamente facendo con una dieta misurata, con una dieta attenta, sapendo che però purtroppo questa cosa non la proteggerà dal rischio sia di sintomi sia anche di possibili complicanze. Una dieta priva di grassi come la signora sta facendo è comunque una buona prassi? È un'ottima prassi, un'ottima abitudine, in particolare quello che si è visto sono i grassi animali, ma mi riferisco anche ai formaggi ovviamente ad alto contenuto di grassi, piuttosto che ai cibi fritti, piuttosto che alle carni grasse o ai condimenti eccessivamente ricchi di olio. Ecco, questi sono gli alimenti che generalmente si sconsiglia di assumere, sapendo che purtroppo molto spesso ci capita anche persone molto attente alla dieta hanno comunque sintomatologia e anche rischio di sviluppare complicanze.
Abbiamo capito che è una patologia, quella dei calcoli della cistifellea, anche abbastanza diffusa tra la popolazione, ma che probabilmente proprio per i sintomi spesso generici una parte non emerge nemmeno, insomma, nella diagnosi. E quindi le chiedo, dottore, quali sono le persone che hanno più possibilità, se possiamo tracciare, insomma, un identikit, di sviluppare i calcoli della cistifellea, insomma, se ci sono dei fattori di rischio che possiamo, insomma, ritenere essenziali? Certo, fattori di rischio ci sono e sono stati riconosciuti, e individuare fattori di rischio vuol dire poi il primo e decisivo passaggio per pensare anche a delle misure preventive. Quali sono i fattori di rischio principali? Una dieta non bilanciata, una dieta sregolata, quindi con un eccessivo apporto di grassi, i motivi che abbiamo detto prima, ma anche una condizione di sovrappeso o ancora di più di obesità. L'obesità, tenete conto che aumenta del 50%, cioè va a raddoppiare il rischio di sviluppare calcoli. Ma attenzione anche alle diete, perché le diete sono sì giuste per perdere peso, ma non devono essere eccessivamente drastiche, ovvero troppo brusche, perché anche una dieta condotta in questa maniera può sviluppare l'insorgenza di calcoli. Altri fattori di rischio sono rappresentati, abbiamo detto prima, per i calcoli che si sviluppano soprattutto nei giovani, da malattie del sangue, e poi anche da interventi condotti a livello dello stomaco, sia per problemi di obesità, la cosiddetta chirurgia bariatrica, ma sia anche per interventi eseguiti per altri motivi, in particolare per le ulcere dello stomaco piuttosto che per i tumori dello stomaco. Che ruolo ha la genetica? Cioè, esiste una sorta di familiarità nello sviluppo di questa patologia? Questa è una bellissima domanda, nel senso che effettivamente una familiarità c'è. Si vede che all'interno di nuclei familiari c'è una maggior tendenza a riscontrare più persone con i calcoli. Dire però quanto effettivamente questo sia dovuto a fattori genetici piuttosto che ad un'abitudine di vita alimentare sbagliata che poi si ripresenta all'interno dello stesso nucleo familiare, effettivamente questo diventa più complesso. Abbiamo detto anche che, insomma, nella maggior parte dei casi i sintomi sono abbastanza comuni, oppure esiste anche una fetta di popolazione che è asintomatica, quindi che non presenta sintomi specifici, quindi la possiamo considerare anche una patologia abbastanza silente, insidiosa. È possibile confonderla con altri tipi di patologie e disturbi? Allora, insidiosa direi che è esattamente la parola chiave per definire la condizione della colelitiasi. Noi sappiamo che la maggior parte delle persone che hanno i calcoli in realtà non sanno di averli, e quindi dicevamo anche precedentemente, spesso il riscontro è occasionale o incidentale, che dir si voglia, in corso per esempio di ecografie a livello addominale eseguite per altri motivi, e quindi molto spesso il paziente si trova a fare un'ecografia e gli viene riscontrata la presenza di calcoli. D'altra parte esistono delle forme sintomatiche che sono caratterizzate tipicamente da un dolore che è localizzato nella maggior parte dei casi o a livello dell'epigastro, cioè la cosiddetta bocca dello stomaco, piuttosto che al di sotto del costato di destra. È un dolore che generalmente compare dopo i pasti, a distanza magari di mezz'ora, un'ora, a volte anche 2 ore dal pasto, soprattutto se il pasto consumato è ricco di grassi. Può sfociare nella vera e propria colica biliare, e un altro sintomo tipico è quello rappresentato dalle difficoltà digestive, la cosiddetta dispepsia. Può essere una sintomatologia sfumata o a volte anche una sintomatologia molto importante, e prova ne è il fatto che molti pazienti che vengono poi sottoposti a intervento chirurgico risolvono in maniera completa questa sintomatologia, quindi si sentono anche molto più liberi nel mangiare. Certo, quindi un dolore localizzato sulla bocca dello stomaco e anche una difficoltà, se notiamo, ricorrente nella digestione, potrebbe farci accendere la lampadina e pensare che siamo magari affetti da questa patologia? Assolutamente sì, è proprio la sintomatologia più tipica. D'altra parte però, come dicevamo, è una condizione insidiosa anche da un punto di vista sintomatologico. Ci possono essere molte condizioni addominali ma anche extraaddominali che possono mimare una sintomatologia come questa. In particolare
forme di malattie del fegato, penso per esempio a epatiti, ma anche malattie dell'intestino, dalla sindrome dell'intestino irritabile a forme di coliti specifiche, infettive, piuttosto che di diverticoliti. L'appendicite stessa può rappresentare una diagnosi differenziale, questo è il termine che utilizziamo per parlare di patologie differenti che possono indurre la stessa sintomatologia, ma anche, e questo è emblematico, addirittura patologie extra-addominali, per esempio l'infarto cardiaco è una delle diagnosi differenziali da porre immediatamente in presenza di un dolore che si localizza proprio a livello della bocca dello stomaco, e anche per esempio polmoniti del polmone destro che possono essere irradiate come dolore a livello della parte alta dell'addome. Altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi oggi? Assunta Pascon. Buongiorno, prego signora. Buongiorno, volevo chiedere, io ho avuto sabbia, la coliciste, parecchi anni fa, ho fatto una terapia, poi ho rifatto il controllo e non ho più avuto niente, non ho più avuto colico come le avevo. Devo fare controlli periodici o no? Ha bisogno di fare qualche domanda, di chiedere qualche informazione in più alla signora? Io direi che questa è una condizione abbastanza frequente che vediamo. Fortunatamente lei ha avuto una condizione che possiamo definire di precalcolosi. La sabbia biliare rappresenta un po' quella pozzanghera intermedia a cui ho fatto riferimento prima, quindi una condizione di fango che è ancora quella fase in cui i farmaci possono riportare ad una condizione basale, quindi andare a sciogliere, a fluidificare questa bile che si è progressivamente addensata e riportarla in condizioni di normalità. Certamente però, avendola avuto una volta, è a rischio che questa cosa si ripresenti, quindi il consiglio che mi sento di dare alla nostra ascoltatrice è proprio quella di fare almeno una volta l'anno un'ecografia addominale. Grazie signora per la sua telefonata. Ho capito, la ringrazio. Grazie signora. Quindi insomma potrebbe, adesso non vogliamo mettere paura alla signora chiaramente, però la condizione potrebbe ripresentarsi e potrebbero arrivare addirittura a formarsi i calcoli veri e propri? Assolutamente sì, ecco, diciamo che è importante che la signora osservi uno stile di vita, ritorna in un concetto di prevenzione a questo punto, però una prevenzione in una persona che ha già avuto una condizione di precalcolosi, quindi evidentemente ha dei fattori di rischio per poterla risviluppare. Allora diventa fondamentale che osservi uno stile di vita ancora più attento, sia da un punto di vista alimentare sia da un punto di vista del peso corporeo, favorendo per esempio anche una certa attività fisica. Quindi grande attenzione alle abitudini di vita insomma, che assumiamo. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, davvero un paio di minuti, e poi torniamo in diretta ancora per rispondere alle vostre domande. A tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, ancora in diretta, torniamo a parlare di calcoli e polipi, ne parleremo tra poco della cistifellea. Abbiamo subito un'altra telefonata in studio, pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Buongiorno, sono la signora Perissinotto. Buongiorno signora. Volevo chiedere un'informazione al medico. Sto leggendo quello che mi hanno appena fatto. Allora, fegato ingrandito, con margine inferiore arrotondato e con ecostruttura finemente desmogenea e più riflettante come steatosi di grado lieve. Cosa vuol dire pericoloso questa roba? Grazie signora, con quel poco insomma, che abbiamo sentito, cosa possiamo dire alla signora? Il quadro è quello di una steatosi epatica, per fortuna segnalata come grado lieve. Cosa vuol dire? Che il suo fegato ha una componente di grasso che si è accumulato, quindi non nella cistifellea, adesso ci spostiamo proprio nel fegato, superiore al normale. È una condizione abbastanza diffusa, però bisogna stare attenti perché se trascurata e quindi da una steatosi lieve diviene progressivamente una steatosi più importante, può portare ad una vera epatite del fegato, non un'epatite virale ovviamente, ma un'epatite su base steatosica, e che rappresenta un fattore di rischio purtroppo altamente impattante al giorno d'oggi, soprattutto nei paesi occidentali, per predisporre alla cirrosi epatica, quindi a quella condizione a cui normalmente si arriva in seguito a epatiti virali di lungo corso piuttosto che ad un abuso di sostanze alcoliche. La steatosi epatica su base magari dismetabolica, ovvero sono soggetti soprattutto che tendono ad avere un peso corporeo alterato piuttosto che un'alimentazione sregolata. Ecco, è il momento di intervenire con una dieta un po' calmierata,
mi viene da dire, ovvero bisogna stare un po' attenti con l'assunzione dei cibi grassi, evitare i cibi fritti e comunque tenerla d'occhio. Anche in questo caso io suggerirei un controllo ecografico almeno una volta l'anno, associato agli esami del sangue che il suo medico sicuramente le prescriverà per il controllo degli enzimi del fegato. E così insomma si tiene monitorata la situazione. Dottore, con questa immagine che lei ci ha portato le chiedo di spiegarci quali possono essere le complicanze legate a una non diagnosi e a un non trattamento dei calcoli della cistifellea. Allora, torniamo al concetto che avevamo detto, è subdola la presenza dei calcoli all'interno della cistifellea. Subdola perché a maggior ragione molto spesso l'esordio sintomatologico non è rappresentato dai sintomi tipici a cui abbiamo accennato prima, ma anche alla presenza di una complicanza acuta, una complicanza che quindi ci introduce a un concetto di severità di manifestazione sintomatologica più importante. Cosa può succedere? Che i calcoli che voi vedete disegnati all'interno della cistifellea con quei pallini gialli possono spostarsi. Questo perché la cistifellea si contrae, non è un organo statico, è un organo dinamico che dopo i pasti si contrae per favorire l'espulsione della bile all'interno dell'intestino in modo da favorire i processi di digestione. Ma se in questi movimenti di contrazione i calcoli fuoriescono dalla cistifellea, possono andare a occludere, così come potrebbe accadere quando mettiamo un macigno davanti ad una grotta, vanno a occludere il dotto di uscita della cistifellea, e questo provoca l'impossibilità della cistifellea stessa ad espellere la bile. Quindi progressivamente si rigonfia, subentra una sovrainfezione batterica che porta al quadro definito colecistite acuta, che rappresenta peraltro la causa di dolore addominale più frequente nei pazienti anziani, per cui si recano in pronto soccorso. Ma il calcolo da lì può ulteriormente migrare, come vedete nella diapositiva, e può andare a incastrarsi nella via biliare principale, ovvero il tubo che dicevamo porta la bile dal fegato all'intestino. In questo caso può manifestarsi quel colorito cutaneo classico giallastro che viene definito ittero, anche in questo caso con possibilità di infezione batterica che dà quindi il quadro della cosiddetta colangite. E infine, sempre nell'attraversare il cammino verso l'intestino, i calcoli possono incastrarsi a livello della parte terminale della via biliare, in cui confluisce anche il tubo che porta le secrezioni provenienti dal pancreas. Il pancreas è una ghiandola che ha varie funzioni, tra cui quella di produrre importanti enzimi digestivi, quindi fondamentali per la digestione in particolare degli zuccheri, ma anche delle proteine, e se il calcolo va a ostruire questo dotto, anche in questo caso si viene ad avere un rigonfiamento del pancreas, che può portare ad una attivazione all'interno del pancreas stesso degli enzimi che invece servirebbero nell'intestino per digerire. Quindi il pancreas viene ad avere un quadro di pancreatite acuta, che è una sorta di autodigestione dell'organo, purtroppo in molti casi anche piuttosto grave. Ecco, le stavo appunto per chiedere se è vero che può sfociare in una pancreatite. Insomma, questo calcolo può fare davvero una migrazione, un viaggio anche abbastanza lungo attraverso gli organi del nostro addome? Assolutamente sì, e la pancreatite rappresenta sicuramente una delle evenienze più temibili, proprio perché è una condizione che fortunatamente nella maggior parte dei casi si risolve con un trattamento medico, quindi ha un decorso benigno, ma purtroppo in alcuni casi può portare ad un'infiammazione talmente importante da richiedere interventi chirurgici e da compromettere in maniera anche significativa le condizioni del paziente, quindi è una condizione assolutamente temibile. Come si diagnosticano, visto insomma, che abbiamo detto è anche un po' difficile, visto la sintomatologia molto comune? Ci ha portato anche questa immagine in cui insomma, si vede molto bene, devo dire, anche ad un occhio non esperto, no? Sì, queste sono tre metodiche diagnostiche differenti, c'è un'ecografia, un TAC e una risonanza magnetica. L'ecografia è sicuramente l'esame che maggiormente porta ad una diagnosi di calcoli, perché è l'esame che per costi, per praticità, è quello più diffusamente eseguito, e in questo caso quello che noi andiamo a vedere nell'immagine a sinistra è proprio la presenza di un calcolo, e vedete quella stria nera
posteriore che si chiama cono d'ombra, proprio perché l'ecografia, che sfrutta una diagnostica ad ultrasuoni, quando gli ultrasuoni vanno a impattare sul calcolo tornano indietro e quindi non ci fanno visualizzare cosa c'è dietro il calcolo. Questa è un'immagine assolutamente tipica. Ma altri esami che possono mettere in risalto i calcoli sono la TAC, più raramente. I calcoli, per essere visti alla TAC, che è una metodica diagnostica che utilizza i raggi X, devono avere una presenza di calcio, devono essere calcificati, altrimenti potrebbero non essere visti con la TAC, a differenza invece della risonanza magnetica, che è in grado di vedere tutte le forme di calcolo e che diventa al giorno d'oggi un esame fondamentale, soprattutto per quei pazienti candidati a intervento chirurgico, per poter studiare con accuratezza l'anatomia delle vie biliari. Fondamentale insomma la diagnosi, e dunque le chiedo quali sono le varie opzioni di trattamento, come si prosegue dopo appunto una diagnosi di calcoli alla cistifellea? Allora, facile è, tra virgolette, porre l'indicazione ad un intervento chirurgico in una persona che sta male e che quindi viene a chiedere al chirurgo di risolvere questa sintomatologia, spesso anche invalidante. Più difficile è porre le indicazioni in quelle persone in cui il riscontro dei calcoli sia stato occasionale, quindi persone che sono in completo benessere. Su questo ci vengono in aiuto le linee guida che, generalizzando, tendono a definire come indicazione all'intervento chirurgico la presenza di sintomi. In realtà però dobbiamo sempre ricordarci di contestualizzare l'intervento che noi proponiamo, come dicevo prima, nel singolo paziente. E per quanto riguarda le misure terapeutiche che noi possiamo adottare, vanno dal stile di vita, quindi un miglioramento di quello che abbiamo già detto essere lo stile di vita sia da un punto di vista di attività fisica sia di alimentazione. In molti casi viene infatti consigliato anche di appoggiarsi ad una figura specializzata in ambito nutrizionale proprio per migliorare per prevenire il rischio di calcoli, piuttosto che per cercare di ottimizzare la dieta in chi alcuni sintomi li ha e non vuole sottoporsi all'intervento chirurgico. Ci sono poi delle condizioni che per la presenza di calcoli particolarmente piccoli, generalmente per quella che anche la nostra ascoltatrice prima aveva definito sabbia biliare, queste condizioni possono a volte essere trattate con un supplemento farmacologico di acidi biliari, proprio con lo scopo di rendere la bile più liquida, quindi ridurre da una parte la formazione di nuovi calcoli e in alcuni casi si riesce anche a sciogliere dei calcoli veramente molto piccoli però. E per fluidificare in qualche modo il contenuto. Ecco, quando invece si decide di passare all'intervento chirurgico, e con questa immagine anche vediamo proprio nel dettaglio praticamente che cosa viene fatto, dottore? Ecco, questo è un intervento chirurgico eseguito in maniera laparoscopica, quindi con una metodica mini invasiva che ci consente di evitare dei tagli addominali più grandi, e l'intervento consiste proprio nell'andare a deconnettere la cistifellea dalla via biliare principale, ricordo il tubo che porta la bile dal fegato all'intestino, e poi progressivamente a staccare la cistifellea dal fegato. Ecco, lei so che ha maturato anche grande esperienza, oggi sono insomma diffusissime le tecniche mini-invasive, grande esperienza, dicevo, nelle tecniche di chirurgia laparoscopica. Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di queste tecniche, soprattutto per i pazienti, dottore? Guardi, allora, la prima colecistectomia, quindi la prima asportazione della cistifellea in laparoscopia è stata eseguita da un luminare, Philippe Muret, nel 1987. Da allora progressivamente si è aperta una frontiera, quella della laparoscopia e della chirurgia mini-invasiva. Al giorno d'oggi ovviamente l'intervento di colecistectomia deve essere proposto nella stragrande maggioranza dei casi, salvo alcune eccezioni che poi eventualmente possiamo vedere nel dettaglio, deve essere proposto in laparoscopia e nella stragrande maggioranza dei casi viene completato in laparoscopia. Questo a tutto beneficio del paziente per quelli che sono il decorso post-operatorio e i rischi anche di complicanze nel post-operatorio. Abbiamo un'altra telefonata in studio, pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, sono Guido, buongiorno. Buongiorno, prego, ci dica pure. Sì, ecco. Allora devo confermare quello che aveva detto il dottore, che ringrazio, che effettivamente io sono un asintomatico, non ho mai avuto alcun problema dal punto di vista né di calcolo né di altro. Abbiamo fatto una ecografia per altri motivi, dell'addome diciamo così sia superiore che inferiore, e è apparso una serie di calcoli di cui il più grande di 2,5 cm. Il medico, ovviamente lo specialista, mi ha detto: guarda, è conveniente che
per evitare che succeda il 15 di agosto piuttosto che il 31 dicembre, piuttosto che è meglio mettersi già in lista d'attesa per una come si dice, colicistectomia. Ecco quello che farò, ma volevo appunto aggiungere, perché appunto al medico che aveva parlato prima, che effettivamente c'è qualcuno che è asintomatico, non riscontro sintomi di alcun tipo. Nel frattempo ho fatto una dieta un pochettino povera di grassi, voglio dire, ho tolto i formaggi, ho tolto i fritti sicuramente, ho tolto l'alcol per quel tanto che avevo e basta. Sono effettivamente in sovrappeso, tutto quello che ha detto il medico per me riguarda, mi coglie perfettamente nel quadro. Ecco, tutto qui. E quelle che lei ha messo in pratica sono sicuramente delle buone abitudini. Grazie per la sua telefonata, no? Ci confermava proprio il fatto dei sintomi non insomma, manifestati. Ecco. Il percorso è assolutamente corretto. In questa immagine, dottore, vediamo ed è insomma, evidente e palese la differenza tra la tradizionale intervento chirurgico e il moderno approccio invece, no? Certo, quello che possiamo vedere sul disegno di destra è l'approccio tradizionale, la cosiddetta laparotomia. Oggi ci ricorriamo fortunatamente in rarissimi casi solo quando durante l'intervento chirurgico approcciato in laparoscopia ci si rende conto che per motivi anatomici piuttosto che perché il paziente ha avuto molti episodi per esempio di infiammazione acuta non si riesce a completare in laparoscopia e allora si preferisce, si dice, convertire l'intervento in un approccio tradizionale che è quello della laparotomia, ovvero quello del taglio. Ma al giorno d'oggi l'intervento nella vasta maggioranza dei casi viene condotto e completato in laparoscopia, quindi si eseguono 3 o 4 piccole, circa 1 centimetro, incisioni cutanee e lavorando con la telecamera. Oggi abbiamo la fortuna di avere delle dotazioni tecnologiche importantissime. Io su questo devo dire che sono rimasto assolutamente colpito favorevolmente dalla dotazione tecnologica che ho trovato quando sono arrivato all'ospedale di Oderzo e di questo insomma ringrazio la direzione aziendale che da un punto di vista tecnologico possiamo dire non ci fa mancare assolutamente nulla e ci consente di compiere gli interventi nel più alti standard presenti attualmente. Ecco, i vantaggi ovviamente sono quelli di evitare un taglio con conseguenze importanti da un punto di vista poi del dolore post-operatorio, dei rischi di infezione piuttosto che della formazione di ernie proprie del dolore. Oggi con la laparoscopia noi possiamo avere schermi televisivi, perché la laparoscopia consiste in questo, no? Noi lavoriamo con una telecamera all'interno della pancia e con gli strumenti dall'esterno lavoriamo guardando a monitor. Abbiamo dei monitor che farebbero invidia ai nostri salotti domestici, quindi sotto questo aspetto ci consente di avere una visione magnificata, un'accuratezza nel gesto chirurgico non eseguibile con la chirurgia tradizionale. Certo. Questo è il grande vantaggio della laparoscopia. Altra telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, buongiorno, Renato. Prego, ci dica pure. Grazie mille per avermi risposto e volevo domandare al dottore un'informazione. Prego. Mi sente? Sì, la sentiamo, prego. Sì, buongiorno, per Renato sto dicendo grazie mille per avermi risposto. Volevo chiedere al dottore che io sono stato operato di colecistectomia, ovviamente me l'hanno tolta. Grazie ad aver mangiato troppo formaggio, purtroppo, mi hanno detto così. Ma volevo chiederle se è normale che dopo aver avuto l'intervento io praticamente vado al bagno non più una volta come sempre, ma anche 3 volte. Se questo è correlato all'intervento e eventualmente qual è il consiglio che mi dà da un punto di vista alimentare. Chiaro, grazie per la sua telefonata. Può esserci una correlazione, dottore? Sì, questa è una condizione che viene chiamata sindrome post-colecistectomia, un'evenienza per fortuna rara, però non completamente assente. Generalmente si verifica tra il 5 e il 10% delle persone sottoposte a intervento di colecistectomia, quindi vuol dire che la vasta maggior parte dei casi non hanno problemi dopo l'intervento chirurgico, ma appunto in un 5-10% dei casi si può sviluppare una sintomatologia che generalmente è transitoria, si
per i primi 1 o 2 mesi dopo l'intervento. In rari casi può protrarsi più a lungo, dovuta proprio o alla presenza di dolore nella sede dell'intervento o anche alla presenza di diarrea. Questo è dovuto al fatto che la cistifellea, abbiamo detto, è un organo accessorio, ma se c'è una sua funzione ce l'ha, ed è proprio quella di regolare e quindi di modulare la secrezione di bile all'interno dell'intestino dopo la digestione. Nel momento in cui la cistifellea viene tolta, la secrezione di bile nell'intestino è più continuativa, quindi non è più modulata dopo i pasti, ma è pressoché continua. In alcuni pazienti questa cosa può dare un aumento della motilità intestinale che sfocia poi appunto nel quadro della diarrea, raramente, più frequentemente in un aumento delle evacuazioni giornaliere che il paziente può avere. Da un punto di vista di che cosa si può fare in questo caso, sicuramente con la dieta, rivolgendosi a un nutrizionista, si riesce nella maggior parte dei casi a migliorare la sintomatologia. Eventualmente si ritiene opportuna anche una valutazione del gastroenterologo dopo un esame delle feci, anche per andare a valutare l'aspetto chimico e fisico delle feci stesse. Allora dottore, siamo quasi in chiusura, io mi scuso di non aver dedicato tanto tempo ai polipi, che insomma sono anche questi un argomento che avevamo messo in previsione per oggi, ma insomma tante domande per quanto riguarda i calcoli sono arrivate, abbiamo ancora pochissimi minuti. Con questa immagine le chiedo di spiegarci brevemente, ecco, che cosa sono i polipi. Sono diversi dai calcoli, no? Sì. Non sono sinonimi, che condizione è? Allora, i polipi sono sicuramente differenti dai calcoli, ma possono essere predisposti nella loro formazione e sviluppo proprio dalla presenza di calcoli, soprattutto se rimasti in sede per lungo tempo. I polipi sono una condizione nella vasta maggioranza dei casi benigna, quindi non è una condizione che generalmente deve indurre a preoccupazione. Purtroppo però non si può essere assoluti in questa definizione. Il 90% dei casi i polipi sono intanto scoperti occasionalmente in corso di esami, in particolare l'ecografia eseguiti per altro motivo. Sono generalmente asintomatici e nel 90% dei casi sono benigni, quindi senza rischio di degenerazione in senso tumorale, che questo è il grande rischio, il grande tema da trattare quando si parla dei polipi della cistifellea. Sono polipi che in particolare gli pseudopolipi, quindi quelli sicuramente benigni che possono essere dovuti ad un accumulo di colesterolo nelle pareti della cistifellea, piuttosto che a degli spessimenti anche della struttura muscolare della cistifellea, si parla di adenomiomatosi. Purtroppo in circa 5-7% dei casi i polipi sono dei veri polipi e come tali con un rischio, seppur basso, 0,5% di trasformazione verso il tumore della colecistica, e rappresenta sicuramente l'evenienza più grave perché è un tumore aggressivo. Ecco, mi piacerebbe insomma poterlo trattare questo tema magari in un'altra occasione. Insomma, abbiamo proprio l'ultimo minuto a nostra disposizione, lo vorrei dedicare alla prevenzione. Come qualche indicazione ce l'ha già data, ma insomma come poterci prendere cura della nostra cistifellea, del nostro addome? Ecco, io penso che appunto questo passaggio risulta decisivo. Sicuramente ci sono delle norme semplici che possiamo e dobbiamo cercare di applicare, quindi si fa un gran parlare di stile di vita, ma è quanto mai fondamentale nella prevenzione di questa condizione patologica. Quindi sicuramente l'obesità e il sovrappeso rappresentano dei fattori di rischio ed è quindi incoraggiata la dieta, ma ribadisco, una dieta che non deve essere troppo rapida, non deve essere drastica, perché sennò ci fa l'effetto contrario e ci riporta a un rischio di formazione di calcoli. Favorire delle passeggiate e da un punto di vista dell'alimentazione evitare i cibi particolarmente ricchi di grassi, e quindi mi riferisco ai formaggi grassi piuttosto che ai dolci, un eccessivo introito di carboidrati, in particolare per chi soffre di diabete mellito, e cibi per esempio con eccessivi condimenti, i grassi animali, la panna, lo strutto, il burro. Queste sono le cose, così come i fritti, che dobbiamo cercare di evitare. Insomma, la nostra dieta mediterranea, che è un patrimonio UNESCO, quella vera. Attività fisica sì o no? Assolutamente sì. Quindi anche in maniera moderata è sicuramente un aiuto. Senz'altro. Grazie dottore, è stato chiarissimo. Grazie davvero al dottor Marco Brizzolari, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia generale all'ospedale di Oderzo e professore a contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova. Grazie dottore, grazie per essere stato con noi, grazie ad Alessandro Granziera e Tommaso Migot in regia. Vi lascio al film e vi auguro un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.